carino, che spettacolo. Qui da un capanno di osservazione vi diamo il benvenuto in questo nuovo video. Sto guardando i nomi di dove siamo. È un capanno di osservazione merendero. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo vicino a Sospirolio, Ponte Massa. Più precisamente vi metto il punto GPS qua sotto, link in descrizione, col Google Maps, e faremo un facile sentiero, diciamo una escursione con difficoltà livello T, turistico oggi, pensate. Livello P, Palpio. Cosa vuol dire? Che linguaggio è? È Veneto, scusate. Ok, quindi faremo una semplicissima escursione a livello turistico. Oggi concluderemo il nostro trittico dei giri delle cascate, quindi se non avete visto i due video precedenti dovete andarli a riprendere perché vi perdete tutte le cascatelle. Oggi andremo alla cascata di Val Monterezze. Non l'avete mai sentita nominare? Neanche noi. Neanche noi, l'abbiamo scoperta da voi ieri sera. Sì, ieri sera. E spoiler, è veramente stupenda, rimanete fino alla fine. Beh, mi sa che l'hanno già vista nel preview del video. Non importa. Andiamo tutti assieme. Buona visione. Comunque sì, siamo vicino a Sospirolio, provincia di Belluno. Siamo qua nei Monti del Sole, vicino al lago del Mis. Tra l'altro questo sarebbe un ottimo bar, amore. Ma non hai portato la moka neanche questa volta. Secondo me i nostri seguaci non sono contenti di questa cosa. Si disiscrivono, vero? Sì. Torneremo con la moka dalle prossime escursioni, più escursioni. Adesso qua, sti giretti qua per le cascate sono giretti estivi dove andare a rinfrescarsi un po'. Buona visione. Allora qua siamo al comune di Sospirolio, qua c'è un bel cartello informativo, 2 passi alle porte del parco, ci fanno vedere qua un po' il Cordevole, il torrente che attraversiamo oggi, e qua un po' di robe informative carine. Qui cicli a mano, abbiamo parcheggiato qui, ci sono bici a mano. e si parte direttamente qua con il ponte tibetano. C'è scritto bici a mano comunque? Super torrente, gente che fa il bagno, sempre ballerino. Attraversiamo il Cordevole subito in partenza. Dimmi amore. Amore, non c'è un sacco di gente con l'ombrellone. Dove scendono? Scusa, da lì dove ci sono le scalette? Sì, Metto una macchina lì e scendono? sì certo. E come fai ad andare da là? Ah, da lì. Amore, qua veniamo con le sedie. Sì, Sì, bello. infatti ora ombrelloni, gente a piedi. Guarda, un sacco di spiaggette. Bello. Bellissimo. Naturalmente, essendo il punto di partenza vicino al parcheggio, c'è gente che parcheggia qui per fare il ponte tibetano, che è carino, avanti e indietro, anche con bambini, insomma. Oggi comunque sentiero facile per tutti. Dislivello praticamente 44 metri mi sembrava dal GPS. Adesso qui troviamo qua il stesso cartello che c'era prima, sostenuto un po' meglio. Andiamo verso Segato e proviamo ad andare qui a destra. Intanto cominciamo a seguire il torrente, i 1000 colori del Greto.
molto carino. Costeggiamo il torrente Cordevole, come vedete qua è già molto carino, qui siamo all'ombra. Vedi, si può scendere qua, amore, dici come si fa ad andare giù? Vai giù qui, vai in acqua. E qua comincia il nostro No, io dicevo senza fare il ponte, capito? Sì, il nostro bel sentierino. Come vedi c'è una discesa anche qua, ce n'è una ogni metro, amore. È che oggi c'è freddo. C'è freschino. Guardate qua che panorama eccezionale. Oh, peccato, c'è il campanile in ristrutturazione. Qui arriviamo a un bivio perché questa parte, questo fa parte del cammino sospirolese, ma noi adesso andiamo verso variante A. Piace variante A? Ok? Dai, vai. Quindi andiamo qui a destra. Non lo so. Puff bacca forse. Tratto delle bacche. Allora, questa parte è il sentiero tematico Via degli Ospizi. Abbiamo già fatto altre escursioni su questo sentiero qua, alcuni tratti, questo è un altro tratto. Naturalmente qui alla nostra sinistra, che è di là, abbiamo tutto il complesso dei Monti del Sole, quindi dall'altra parte c'è il lago del Missi, i Cadini del Brenton, eccetera, e dalla parte di qua c'è la Stanga e tante altre cosine. Naturalmente sotto in descrizione vi mettiamo i link con tutte le altre escursioni che si possono fare qui intorno. Questa è proprio secondo noi quella più semplice da queste parti. Avevamo anche fatto, amore, ti ricordi, un video che raccontava tutti i giri che si possono fare qua vicino al lago del Miss, vero? Sì, questo è da aggiungere perché è una new entry. Da aggiungere. Per noi, ecco. È tanti anni che veniamo qua e questo proprio non lo conoscevo, vedi? No, delle volte vi fermate in un posto e trovate qualcosa di nuovo. Quindi la strada che fate per andare in montagna, se vi fermate così a fare qualche sosta ogni tanto, magari scoprite qualcosa di nuovo. Anche qualche supermercatino carino. Notare il pino che c'è. Oh, is a bivio, amore. Adesso guardo dove andare. Qui adesso torniamo un attimo per la strada. Zero difficoltà, vero amore? Io sono stanca lo stesso, però. Vabbè, ma la stanchezza è un stile di vita. Ormai sì. No, è semplicissimo. Ecco, cammini tortellini, signore. Guarda che bello qua per scendere. Sì. Ci sono anche gli alberi per stare all'ombra. Sì. Buongiorno. Buongiorno. Ecco qua si aiutano invece. Periodo di ciclamini, iniziano a spuntare. Festa del ciclamino. È vero, quando è che è? Prossima settimana, prossimo weekend. Oh, qua abbiamo il Ah, cartello. ecco il famoso cartello qua. Ah, vedi che era un simbolo dei carabinieri, infatti ieri sera mi sembrava. Ok, ora qui abbiamo centro equestre Select. Reparto, centro equestre dei carabinieri. Che figata! Reparto biodiversità di Belluno. Che Guardate bello! questa scultura di legno. Bellissima. Allora, di asfalto avremmo fatto mezzo minuto. Sì. Adesso è diventata strada bianca, come vedete. Quindi sentiero oggi super facile. Ricordiamo che siamo all'interno di un'area protetta, quindi se di solito stiamo molto attenti, adesso lo stiamo ancora molto di più. Non so se è italiano quello che ho detto. Ecco, infatti. Lo stiamo molto di più. È il tempo, è il tempo. È il tempo che si prepara per la pioggia. Ma non ci dispiace. Allora, l'unica cosa è un po' la lunghezza, perché saranno 5 km arrivare alla cascata e quindi 5 poi a tornare indietro, perché non è un sentiero d'anello, ma è un sueso. Suozo. Avanti in Rio si dice. Ma secondo voi cosa sono queste bacche?
bacche. Ma stai chiedendo? Guarda che belle che sono. Sono belli, Sono ma invitanti, vero? quanto velenose. Allora, proviamo questa allora. Allora, se ci seguite da un po' e se non lo fate andate a vedere tutti i nostri video precedenti, quando ci sono dei frutti da cogliere per il sentiero, già diventa matta. Abbiamo delle more qua. Merenda. Non di gelso però, vero? No, more di rovo queste. More di rovo. Allora, quando sono così rosse sono bellissime, però non sono pronte. Ma guarda quelle rampicanti con quelle bacche, sembrano delle piccole ciliegie. Cioè in alto sono tutte... ce ne perché sono un giù sacco in la alto. gente ha già colto, capito? Ha già colto. Guarda questa. E quando torniamo indietro facciamo un bussolotto. Questa. Occhio perché pungono. Oh, sono indietro. Au. Noi troviamo un bel pratone con panca. Pratino. Pratino. Comunque molto carino. Fa una bella passeggiatina. Ma potrei fare un po' di marmellate di rovo. Di rovo. Sì, perché lì in Artesura ci sono i rovi. Anche lì è un sacco d'amore, vero? Eh sì. Ci sono i gelsi soprattutto lì, quelle più lunghe, che sono bianche, no? Ah, ce ne sono anche lì, vedo già. Piccola informazione di servizio. Dopo 8 anni di onoratissima carriera abbiamo perso 2 bastoncini da trekking. No, Persi però. persi. Allora, abbiamo lasciati nell'escursione precedente che era Che era nell'orrido acrobatico di Val Sorda. Val Sorda. Quindi abbiamo lasciati o in bar alla fine. Sira del bar se li trova, mi sono affezionata. Devo provare a fare un chiamo al telefono. Ci siamo accorti stamattina che non c'eravamo. Pensa a te. Oppure lì vicino dove abbiamo parcheggiato l'auto. Comunque più. Comunque che era sempre di fronte al bar, quindi. Sì. 8 anni li abbiamo usati. Mamma mia. Adesso ne abbiamo 2, una a testa. E Forse abbiamo anche perso quello zoppo. io se ne avevamo uno storto. Sì. Buongiorno. Storto perché in un trekking invernale già ha visto un bel blocco di ghiaccio, ha provato a tirarlo su come se fosse facile con il bastoncino da trekking, naturalmente il bastoncino si è piegato. Il blocco di ghiaccio era grande come una persona, quindi leggerissimo. Vabbè, dai. E quindi ci toccherà prendere un paio di bastoncini nuovi. Chissà quali prenderemo. Se avete qualche consiglio, li vogliamo leggeri. Economici. Sì, beh, siamo poveri, quindi. Prima avevamo quelli da 5 euro del Decathlon che al tempo, quindi 8 anni fa, penso gli abbiamo dato 3,99 all'uno. Mamma mia. Quindi meno di 5 euro. Adesso costano 5,99. Quindi mi sembra già un prezzo troppo elevato. Va bene. Ah, possiamo anche dire un'altra cosa. Dica. Non stiamo facendo sentieri dolomitici famosissimi perché le Dolomiti sono già piene, cioè raga basta, bisogna guardare dei sentieri meno inflazionati, meno rillati, meno famosi, meno rifugi e più natura, cioè tutti in un posto, devono campare tutti. Quando arrivate nei piccoli paesi fermatevi agli alimentari del paese, al supermercatino, vi prendete un po' di pane, un po' di vivandine che vi servono per la giornata e date una mano anche così, non sempre per forza dando soldi al rifugio più in per fare la foto cartolina, basta, ci andiamo quando gli altri sono tutti a casa. Un po' buietto, qua ci sono i cavalli dei carabinieri con scritto severamente vietato andargli vicino, lasciate stare i cavallos. Ti ho lasciato in macchina le mele. Comunque non potevi. Ma la mela mica gli fa male. Non puoi, ha detto. Ha detto che gli piace la mela. No, non gli piace. Ha detto dammi mela, c'è scritto sotto. Ponte Romano. Allora qui siamo alla sede qua del Corpo Forestale dello Stato. Super.
area video sorvegliata, non dar fastidio ai cavalli, amore, c'è cartelli dappertutto, basta dar fastidio al cavallo. Sono bellissimi, guarda che belli. Non troppo piccoli sulla macchina va. Abbiamo appena incontrato un follower, salutateci quando ci vedete. Adesso qui a destra, cascata. Cascata Sentiero Zanardo, giusto? Sì, andiamo. Non di qua quindi. No, c'è su Guarda, guarda, c'è un altro signor cavallo il lassù. signor cavallo, qua tanto è bellissimo. E abbiamo anche una fonte d'acqua sempre per cavalli, secondo me. È tenuto benissimo qua. E adesso giriamo qui a destra, vedete cascata Sentiero Zanardo. Le nanne dei cavalli lì. Acquetta e Sentiero. Amore, sia stare a cavallo. Guarda, leggi il cartello. Hai visto il cartello? Lo guardo e basta. Posso fargli una fotina? Dall'istante sì. Di qua. Comunque qua cavalli super. Tanti. Bellissimo. Guarda qui naturalmente, qua piccolini ci sono i cavalli, bella montagna. Qua una super camminata, c'è gente che corre, che cammina. Ma no, amore, ma quanto spazio hanno? Guarda, c'hanno le pappe ovunque. Sono messi bene? Sì, sono tenuti bene. Qui troviamo un bel cartello, i prati di Salette, fa vedere nel trekking dove siamo, che siamo a Salette qua, vedete? E ci fa vedere anche qua, se non lo sapete, Monte Coro, che quindi è quello là. Ma aspetta, ma questo Vedete cammino questo? delle Dolomiti, Dimmi, che parte da Sospitale. da Sospirale arriva fino a Valimperina. Ah, Valimperina. Tappa piuttosto lunga, 21 km. È una tappa numero 7 questa, Sì, del cammino delle Dolomiti. Mi sembra interessante, no? certo, abbiamo fatto vari pezzi noi, poi abbiamo più video di questa zona. Vai già, dove vai? A destra. Vuoi aprire? Mi fai passaggio per cavalli? Si può andare dentro lì, amore? Ma è Urbex. Ora sì. Si è aperta la porta. Ui! Wow! Si è aperta la porta e io sono entrato. Penso sia fatto apposta per fotografare, no? Yes! Infatti qua vedi c'è il stizzometro. È uno stizzatoio. Sì. Le finestre tutte aperte, vedo. Cos'è? Stizz. Bird watching. Stitz watching. Qui siamo a 4 km, mi manca l'ultimo chilometrino, ci abbiamo messo un'ora fino adesso, ma come vedete ogni tanto ci fermiamo anche lì dentro l'Altana. È un progetto naturalmente per osservare gli animali selvatici, essere un po' più nascosti, perché altrimenti loro non si fanno vedere, quindi è un punto di osservazione. Arriviamo qui, arriviamo vicino agli acqua, infatti vediamo i famiglioli con i piedi a bagno. Che invidia. Ma poi dopo mettiamo, vero? Assolutamente, abbiamo anche il super telo in auto. Io sto già pensando a un bagnetto pomeridiano. Ah sì? Sì. Comunque qui adesso costeggiamo sempre il torrente. Wow! Mi sento molto Friuli qua. Wild Friuli. Sentiero naturalistico, cascata al
Montarezze. Oh, finalmente sappiamo il nome della cascata. Allora, qua Zanardo è sparito. Comunque, cascata Val Montarezze. Di qua dovremmo esserci quasi. Finalmente mancherà un pezzettino di sentiero. sentierino. Ah, c'è gente che arriva dall'altra parte del fiume, amore. E vengono a... A chillare. Che figo, mamma mia l'invidio, dopo ci mettiamo anche noi. Certo. Adesso dovrebbe mancare 300 metri, amore, non di dislivello. Solo? Sì. Non so perché, ma mi svariona sto sentiero. Sì? Oh. Qui troviamo dell'acqua. Ah, come si fa? Per sopra bisogna andare. No, dammi. Cosa vuoi? Il telefono. Ah, Che ok. vuoi da me? Non capisco. Andiamo su per la freccia, amore. Vai qui, guarda. Qui. Ah, ok. Devo fare il video sotto. Non super male ora. Dobbiamo passare per il ponte là, ma vediamo che qui c'è un po' di sentiero. Boh, andata su e già, quindi si può fare. Ah! Arrivo. E si sale. Chi lo sa? Mi sembra che saliamo tanto. Vero? Non stiamo salendo troppo. C'è qualcosa che non va. Anche secondo me. Dove stai andando? Sto seguendo Oh, una vecchia bollinatura qua. Seguiamo già. Stiamo tornando indietro perché non sembra la strada giusta. Cioè, siamo andati su tipo 100 metri di dislivello. Già dietro di me sta cadendo. Ci sei? Sì. Ok. Adesso torniamo lì giù e passiamo l'acqua. Tranquillamente. Sì. Aspettiamo. Anche perché continua a candilare, non so. Infatti. NCS qua. Siamo tornati qua. Quindi o attraversiamo lì saltando il sasso. O diamo un occhio per qua. Vediamo. Ah, sì, ho capito. Ok, abbiamo visto che dobbiamo andare verso quel ponticello lì. E quindi passiamo per qui che c'è un po' di asciutto. C'è anche una agevole maniglia qua di radice. E già è già passata. Op. Tac. E easy way. Ah, che carino che è qua. Adesso andiamo su per lì, c'è pieno di gente, infatti. Sai che strada abbiamo fatto? Agility. Occhio agli occhiali. Ecco, già hai fatto bella figura e io non verrò ripreso. Avevo anche il cellulare. Adesso andiamo a vedere di qua dove si va. Carino. Ah, che spettacolo. Super. Ah, finalmente c'è qualcosa di molto excited. Vero? Che sembra un giretto ad anello, adesso esploriamo. Oh, mi sa che siamo arrivati alla cascata.
Eccoci arrivati alla famosissima cascata. Guardate che spettacolo. Guardate da dove arriva. C'è anche Jay sotto. Saluta Jay. Ti si Ciao. sente? Puoi dire qualcosa? Ma voi mi seguite su Instagram? Perché vi metto tutti i pezzettini di rellini in anteprima dei percorsi che facciamo, dei sentieri che facciamo poi. E vi lascio qui sotto in descrizione il link al profilo. Che bellezza. Dove va? Hai disarrampicato. Piccolo ma intenso, eh? Abbiamo fatto un sacco di fotine qua alla cascata e adesso andiamo invece cerca di un posto dove mangiare, giusto? A place to eat. Più mangi. I'm waiting a place for eating. Qui vicino alla cascata c'è un mini giretto d'anello dove ti fanno vedere quali piante, ci sono i nomi, rosacee, eccetera. Adesso qui torniamo al ponte di prima. Che adesso passeremo più agevolmente, vero Già? Riusciamo a passarlo più agevolmente? Ma non dobbiamo tornare da di là? Sì. Vuoi sempre fare qui? Vuoi Aspetta, passare sul quindi sasso? abbiamo già finito tutto? Eh sì. Questa volta è stato veramente semplice. Non siamo riusciti Boh, a... c'è una freccina, penso indichi sempre via per qua, adesso guardo. Non siamo riusciti a farlo più difficile. Sì, stavamo andando sopra per la... in verticali. Adesso... C'era qualcosa di sbagliato. Se vuoi provare ad andare a vedere là, No, grazie. no? Quindi adesso vediamo la versione passaggio wild. Dimmi. Vieni. Dove vuoi andare? Su quello. Prova. Ti devo mugliare però. Ah, Brava. Ma che non so se ce la faccio, sono mica come te. Mi abbandoni di qua. Ecco, so già che sei un mostro che mi abbandoni di qua, vero? Come faccio? torni indietro? No, tu, Eh? resta lì. Facciamo queste nuove riprese qua, super wild. Allora, vediamo un po'. Qua. Fu. Super. Cioè, più facile di quello che credevo, dai. Non immagino. Andiamo giù qua? Sì. In cerca di un posticino tranquillo dove mangiare. Già adesso si caglia. Per qui. Per lì un po' più agile, no? Qui. Allora qua disarrampichiamo in qualche maniera. Hop. E allora. Dove è andata? Già per qua, forse.
Sì. Qua. Eccoci. Hai trovato un posto per mangiare? Che arietta? Però oggi abbiamo dei panini ma da fare qua, perché abbiamo preso la roba per strada. È il Super V. Dai. Super V. Perché hai del seme sul... qua? Non lo so, è Questo? volato, sì. Perché l'hanno usato? Ecco qua, guarda qua. Questo quindi. Serve il coltello più spatoioso, vero? Sì. O un cucchiaino. Mm. Ok. Sì, taglia per lungo. Posso metterci un po' di sale? Sì. Mix sale. Vedi la Philadelphia? E questo è il cucchiaio. Peperoncino no, dai. E una goccia d'olio anche. Così magari ci macchiamo anche un po' i pantaloni. Certo. Poi abbiamo dell'affettato vegetale. Paradiso, amore, qua. Ok, tieni. Dai, poi sale. Sale e questo. Basta? Chiudo? Un po' di olietto. Messo? A te? Messo, grazie. Metti solo qualche goccia che ti già vedi il coso vegetale sotto. E questo è panino vista cordevole. Buon appetito! Abbiamo spazzolato tutto. Poi mi dici, hai finito di mangiare, quindi posso farti le riprese adesso, no? È vero che c'è del disagio qua intorno? Iniziare dal mio. No, c'è tantissima Ma gente questa qua. qua è una bomba, è buonissima. Assaggiatela. Allora, di là, proprio qui di qua dell'acqua, c'è un campeggio, quelli... penso sia bungalow che camper. E quindi la gente va a farsi la sua 2 passi nel torrente e arrivano di qua e provano a attraversare, poi se si informano qua c'è la cascata e così si divertono. E quindi qua c'è un sacco di gente, un sacco di disagio, vero? È divertente. Quindi ci si mette qua e si dà un'occhiata in giro e si fa degli studi sociologici, Esatto. anche psichiatrici secondo me. Dopo aver mangiato, qui abbiamo lasciato tutto pulito in ordine, le immondizie le portiamo a casa per fare la differenziata. Adesso cominciamo a tornare indietro per la stessa strada. Di solito quando camminiamo per robe così, no, per torrenti, siamo in ciabatte ed è molto difficile camminare in ciabatte. Con le scarpe da trekking non sembra neanche vero. Vero già? Che facile. Com'è camminare così? Secondo te c'è una maniera più easy per andare su? Da qua? Sì. Secondo me è meglio qua. No, non lo so cosa c'è su. Ma lì dove abbiamo mangiato, secondo me già è più facile. Soprattutto chi è venuto a vedere ha lasciato a porta aperta. Sì, e poi dei fazzoletti dentro, perché la mamma dei cretini è sempre incinta. Chi è? Sì. Ciao. Oh,
Occhio. Ah? Vieni cavallo, ti lancio un mela. Aspetta che avevo il microfono coccato. Dai. Vedi da qui stizi? Sì. Che ranaria qua, via cervicale. Paradiso. Dimmi. Vedi dai, questo morosito se ci arrivi. Sì, quelli grossi. Vediti sotto qua ci arrivi. Adesso ci provo. Comunque, Mani. mani e Bottino. bottino di amore, un bel po'. Ecco, abbiamo gli yogurt in macchina e li aggiungiamo. Adesso ne prendiamo un altro po' qui perché sono tanto grosse. Pian pianino stiamo tornando, ci siamo fermati varie volte a prendere le more, Un po' di foraging. un po' di vitamina e 5 km andata, 5 al ritorno, tempistica, cioè non c'è dislivello, quindi un'oretta è qualcosa, in base al vostro passo e quanto avete voglia di guardare in giro. Iscrivetevi al canale, condividete questo video con tutti gli appassionati di cascatelle e con chi? Tutti i vostri amichetti di montagna. Mi raccomando, se volete supportarci iscrivetevi al canale che ci fate crescere sempre di più. Commentino sotto anche solo per salutarci e vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima escursione. Vi ricordo anche che sotto in descrizione c'è sempre traccia GPS, link di altri video, link del nostro Amazon Shop, Dove trovate tutte le nostre chicche. la nostra attrezzatura che usiamo, i nostri vestiti eccetera. Poi attivate la campanellina, così quando uscirà un nuovo contenuto sarete prontamente avvisati e dal vostro divano in chill vi guardate le nostre avventure. E vi risalutiamo e appuntamento alla prossima. Ciao! Buona merenda!